siamo di nuovo con voi con una conferenza, questa volta dedicata a un personaggio straordinario che purtroppo ci ha lasciati alcuni giorni fa. Parlo dello scrittore, sceneggiatore, giornalista e uomo di grande fede, di credo, che è riuscito a trasmetterci anche con i suoi libri, Luis Sepúlveda. Un ospite che avremo con noi, che saprà raccontarci anche il legame speciale e inatteso che legava appunto Luis Sepúlveda con l'Alto Adige, è Francesco Comina. Come rappresentante e soprattutto come responsabile del Centro della Pace, alcuni anni fa lo invitò qui a Bolzano. Fu un evento di grande emozione, di grande successo, che oltretutto fece incontrare i due personaggi di grande impatto e di grande forza valoriale. Parlo di Luis Sepúlveda con Franz Thaler, che diciamo è noto anche per le vicende della Seconda Guerra Mondiale nell'ambito locale. Non voglio anticiparvi molto, lascio la parola subito al nostro ospite Francesco Comina e questo appuntamento sarà anche accompagnato da alcune letture fatte dalla nostra bibliotecaria Monica Marcon, che ha estratto alcuni brani dai libri di Luis Sepúlveda, ma anche diciamo da libri che riguardano anche l'aspetto locale, la nostra storia e in particolare la figura, come detto prima, di Franz Thaler. Non mi dilungo, vi invito così a visitare anche la nostra biblioteca virtuale attraverso la piattaforma BiblioWeb e un grande arrivederci a presto con i nuovi appuntamenti della biblioteca e con il nostro catalogo online. A presto e buona salute a tutti. Ho scritto molti libri e in tutti ci sono le invincibili parole fondatrici del mondo possibile fraterno in cui credo. Scrivo sulla carta e sui muri pane, pace, lavoro, giustizia e libertà. Queste 5 parole che racchiudono tutta l'umana universalità della letteratura. Scriveva così Luis Sepúlveda in questo libro Il potere dei sogni, una decina d'anni fa più o meno. Un libro che racchiude e racconta alcune esperienze di frontiera che Luis Sepúlveda ha fatto nella sua vita, esperienze di vita e di militanza vissuta nelle feritoie, nelle pieghe, nei sotterranei della vita e della storia, a partire dal suo Cile, il grande sogno di una democrazia socialista con Salvador Allende, l'idea di una possibilità storica per tutta l'America Latina, una possibilità che venne strozzata nel sangue con la dittatura di Pinochet l'11 settembre del 73, con la repressione feroce dei giovani, dei militanti e degli studenti, ma anche della cultura e soprattutto di quella linea nuova della cultura e della musica, la nuova canzone cilena e la fuga disperata di tanti di questi ragazzi, di questi giovani che sono poi approdati in Europa e molti furono salvati e aiutati e invitati in Italia. Ecco, lui Sepúlveda ha vissuto grandi rivolgimenti storici, politici, ha combattuto per le sue idee di pace, giustizia, libertà e diritti, anche in altri contesti dell'America Latina, condividendo tanti sogni con tante comunità diverse. E poi nel 77 arrivò in Europa, in Germania, ad Amburgo, dove fu esule politico e dove visse per una buona parte della sua vita e dove cominciò a scrivere alcuni libri famosi, a partire dalla favola La gabbianella e il gatto, storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, e poi alcuni grandi romanzi, Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, Diario di un killer sentimentale e tanti altri libri che hanno accompagnato i lettori di Sepúlveda, che sono tanti i lettori in tutto il mondo e soprattutto in Italia. Ecco, a Bolzano Luis Sepúlveda è venuto 2 volte, invitato
nel 1988, la prima volta, per un omaggio alla vita, all'opera, alla storia appunto di Luis Sepúlveda, venne con la moglie Carmen Yanez, anche lei poetessa, scrittrice, che ha condiviso fino alle ultime ore la vita di Luis Sepúlveda. Ed è stato un momento molto bello perché sono stati 3 giorni intensi di incontri, iniziative nell'ambito degli eventi della Libera Università di Bolzano. Tantissima gente venne ad ascoltare quello che ci ha raccontato in quei giorni. Poi una mostra fotografica dell'amico Daniel Morzinski, l'amico che lo ha accompagnato in tanti viaggi e ha raccolto gli scatti di tante esperienze di Sepúlveda. Un concerto dedicato soprattutto alla poesia di Carmen Yanez e poi un evento che è rimasto un po' nel cuore di tutti noi, cioè l'incontro a Sarentino con Franz Thaler, l'artigiano che si considerava un kleiner Mensch, ma che in realtà ha avuto una grandissima storia, la storia di un uomo che ha avuto il coraggio di ribellarsi a Hitler e che per questo è stato condannato ai lavori forzati e deportato a Dachau. Luis Sepúlveda e l'Alto Adige. Cosa ha a che fare il grande scrittore cileno con la nostra terra? Beh, innanzitutto Luis Sepúlveda amava molto l'Italia e l'ha sempre dimostrato. E è stato qui da noi a Bolzano alla fine degli anni 2000 per alcune conferenze e ha avuto piacere, così dice lui ovviamente, di conoscere Franz Thaler. Franz Thaler, il sudtirolese della Val Sarentina, internato a Dachau, dopo che nel 1944, convocato insieme ad altri da Bleiber rifiuta di prestare il servizio militare. E Franz Thaler incontra il Sepúlveda proprio a casa sua e Sepúlveda ne parla di quest'uomo nel suo libro Ritratto di gruppo con assenza. Ne parla in particolare in un capitolo in cui però descrive un'altra persona, parla del suo fotografo, l'uomo che lo ha sempre accompagnato nei suoi viaggi o molte volte diciamo, e si tratta di Daniel Morzinski. Il capitolo in questione si intitola Alchimia della luce, del rispetto e del miracolo. Appunto, descrivendo Daniel Morzinski e parlando di lui, a un certo punto si arriva da noi, si arriva in Alto Adige. In un paesino tirolese lo aspettava invece Franz Thaler. Franz Thaler aspettava Daniel, ma con lui c'era anche Luis Sepúlveda. Eroe novantenne sopravvissuto ai campi di concentramento, antifascista ieri, oggi e domani, che si guadagna la vita incidendo splendide miniature su metallo. Certo, quell'uomo invitava a scattare fotografie epiche alla luce di ciò che raccontava con estrema umiltà. Aveva fatto la cosa giusta al momento giusto. La macchina fotografica di Daniel si fissò sulle sue mani di uomo giusto, perché l'essenziale della sua storia era là, e sulla stufa legna che riscaldava quella piccola casa tirolese, emanando un calore generoso e necessario. Qui continua poi la descrizione di Daniel. Non ho mai conosciuto un fotografo rispettoso come Daniel Morzinski. Ha lo strano dono di rendersi invisibile, trasparente, quasi incorporeo, finché qualcuno non domanda «Ma dov'è Daniel?» E allora lui appare dietro un sorriso e poi dice «Ho un'idea». E ci riporta ai tempi felici dei giochi e giochiamo con lui a baciare un pesce, a sederci su una poltrona in mezzo a una strada, a perderci in un mare di pecore, ad arrampicarci fino alle nuvole se ce lo chiede, o a raccogliere tutto quello che siamo stati in un gesto catturato da uno scatto. Questo Daniel Morzinski è una delle figure che vengono descritte in questo libro. In tutti i suoi capitoli ci sono figure anche molto più importanti, però noi abbiamo trovato un nostro conterraneo. Abbiamo trovato Franz Thaler, tratteggiato con poche parole, ma veramente si capisce che Sepúlveda lo stimava grandemente, lo stimava moltissimo.
Vi voglio consigliare quindi di leggere sia il libro di Luis Sepulveda che le memorie di Franz Thaler, Dimenticare mai. Avevamo parlato con Sepulveda di Franz Thaler e lui era molto interessato ad incontrarlo, anche la moglie, e siamo saliti a Sarentino nella sua casa, nella sua bottega d'artigiano, dove appena entrammo il gatto di Franz Thaler saltò sulle spalle di Luis Sepulveda e ci fece molto sorridere questo fatto, perché sembrava quasi che il gatto avesse riconosciuto l'autore della Gabbianella e il gatto. E poi c'è stato il racconto di Franz Thaler della sua vicenda, che è stata raccolta nel libro Dimenticare mai, il suo racconto, e un racconto che fece piangere Carmen Yanez, che fu lei stessa brutalmente torturata in uno dei famigerati centri di tortura del Santiago del Cile, Villa Grimaldi, dove ha subito veramente delle violenze incredibili, la consideravano praticamente quasi morta. E poi lo stesso Sepulveda subì le conseguenze dell'impatto con la dittatura, anche lui arrestato, anche lui subì violenze e dovette appunto emigrare e riparare all'estero. E quello fu un evento che veramente ci siamo portati dietro, soprattutto l'incontro con Franz Thaler, e rimase colpito molto anche Sepulveda, tanto che decise di scrivere, di raccontare quell'episodio in un libro, e 2 anni dopo, nel 2010, uscì il libro Ritratto di gruppo con assenza, dove Sepulveda raccontò quell'episodio nel capitolo dedicato all'amico Daniel Morzinski, ricordò l'artigiano che si era ribellato a Hitler e ne tratteggiò la figura. E proprio nel 2010 Sepulveda tornò a Bolzano proprio per presentare questo libro, e ci fu un altro bagno di folla nell'aula magna della Libera Università. In quell'occasione Sepulveda era accompagnato da Bruno Arpaia, amico, scrittore, che raccontò non solamente le storie che c'erano in quel libro, ma anche lo stile di Sepulveda, il modo che aveva di raccontare e di narrare le sue storie, un modo che si avvicinava ai grandi scrittori che lui aveva letto. Sepulveda era un infaticabile lettore, aveva letto i grandi classici della letteratura, amava molto la letteratura tedesca ed era molto legato anche ad una figura che a Bolzano per noi è stata una figura importante, l'incontro nel 2006, nell'ottobre del 2006, con Richard Kapuscinski, il grande reporter polacco, e Sepulveda si sentiva molto legato al modo, allo stile di raccontare le esperienze di Kapuscinski. Tant'è che appunto uno dei motivi per cui Sepulveda si decise a venire a Bolzano era il fatto di aver saputo che un anno e mezzo prima era passato di qui anche Richard Kapuscinski. Ecco, quindi quella fu la seconda volta. Ci fu anche un incontro con tantissima gente a Trento, all'Auditorium Santa Chiara nel 2010. Alcune persone non riuscirono ad entrare, quindi quasi 1000 persone vennero per ascoltare Sepulveda, anche in quell'occasione intervistato da Bruno Arpai. Ecco, questi sono i momenti principali degli incontri che abbiamo avuto a Bolzano con Sepulveda. Lui amava molto questo territorio, l'aveva conosciuto, c'era stato da giovane, passando con la macchina attraverso il Brennero, però era un territorio che amava molto proprio per la sua collocazione al confine con il mondo tedesco, e poi insomma le montagne, le vallate che gli ricordavano un po' gli ambienti della Patagonia cilena, il posto da cui lui veniva. Lui si considerava un testimone ai confini, che veniva dai confini della terra, dalle zone ultime della terra, appunto la Patagonia cilena, e quindi lui era un uomo che amava saltare i confini. A lui piaceva stare a penzoloni tra i confini, potremmo dire, cioè vivere queste zone di frontiera, che sono le zone, diceva lui, dove ha senso l'esserci dell'uomo, perché l'esserci dell'uomo è un esserci di contaminazioni continue, di dialogo, di mutua fecondazione fra le differenze. E proprio i luoghi di confine sono i luoghi dove questa espressione
convivialità delle differenze emerge in maniera più spontanea e più importante, più radicale. Quindi, insomma, veniva volentieri. Io poi ho avuto modo di rimanere in contatto con lui, ci siamo visti ancora al Festival di Mantova, dove abbiamo raccontato, abbiamo ricordato gli eventi di Bolzano, abbiamo ricordato Franz Thaler, e l'ho visto l'ultima volta nel settembre del 2017 a Pordenone per Pordenone Legge, un incontro un po' più frettoloso perché lui era molto impegnato. Ho parlato di più con la moglie Carmen Iannez e ci eravamo dati appuntamento ad un possibile ritorno, ad un incontro possibile ancora qui a Bolzano. E purtroppo abbiamo avuto la notizia, che è venuta un po' come una doccia ghiacciata, della morte di Sepúlveda. Sapevamo da un po' di tempo che era stato contaminato dal virus, speravamo che potesse cavarsela, anche perché io ero in contatto con la moglie attraverso la bacheca di Facebook, dove lei ci aggiornava sulle condizioni di suo marito. Anche lei è stata contagiata dal virus, però ne è uscita, non ha avuto grossi problemi, ne è uscita dopo 2 settimane più o meno, mentre Sepúlveda è rimasto in terapia intensiva. Però si sperava ad un certo punto che un polmone riprendesse un po' a respirare, e si sperava che potesse farcela. È arrivata poi questa notizia veramente che ha sconcertato un po' tutti, e soprattutto i lettori che amano Sepúlveda, e gli amici in particolar modo, che si sono visti mancare. Insomma, ci siamo visti un po' tutti mancare un punto di riferimento, una persona di una grande simpatia, una grande forza. Sepúlveda aveva questa unicum in qualche modo nella letteratura di oggi, ossia combinava la freschezza della narrazione, la semplicità di un narrare che partiva però dalle esperienze fatte. Ogni cosa, ogni racconto che lui ha scritto, anche le favole, però sono nate dentro delle esperienze storiche che lui ha vissuto, da incontri, condivisioni, racconti, parole, scambi che lui ha avuto nella sua vita di grande viaggiatore e di infaticabile ricercatore di novità e di esperienze sempre nuove. Quindi, diciamo, aveva questo carisma, questa figura di uomo che aveva sulle spalle una grande esperienza e soprattutto un grande coraggio, l'uomo che ha contrastato, ha combattuto la dittatura, ma non solo, anche altri, che ha combattuto nei movimenti politici, civili, e anche nelle spedizioni di Greenpeace. Aveva avuto un ruolo molto importante a difesa dell'ambiente, a difesa dei diritti degli animali, delle balene, ma anche a difesa dei diritti degli indios e a difesa delle terre sottratte agli indios nell'Amazzonia. Quindi una figura leggendaria. Ecco, viene meno un personaggio di grande spessore, di grande capacità comunicativa, un grande uomo, un uomo di cultura, un grande scrittore. Quello che però possiamo fare oggi è intanto leggere le sue opere, che sono tante, molto diversificate, dai saggi ai racconti, ai romanzi, alle favole, anche un po' di poesia, ma soprattutto possiamo fare come faceva lui con i suoi compagni morti, i compagni con cui ha condiviso il sogno di un riscatto possibile nel suo paese, il Cile, i compagni che non ci sono più, che erano morti, e con quelli invece sopravvissuti, loro, racconta Sepúlveda, si incontravano in un ristorante a Santiago del Cile e cominciavano a raccontarli. E nel momento in cui li raccontavano, li riportavano in vita. Ecco, forse quello che si può fare, le persone che hanno conosciuto Sepúlveda, ma anche i lettori, per tenere in vita questo grande scrittore, la cosa migliore è leggerlo e soprattutto ricordarlo, ricordare aneddoti, ricordare storie, ricordare le sue parole, e in questo modo lo si può tenere in vita. Dal libro Vivere per qualcosa di José Mujica, Carlo Petrini e Luis Sepúlveda. Sono totalmente d'accordo che una parte sostanziale della politica debba fondarsi su questa mescolanza, sulla fusione di queste due cose, la carità e il senso di fraternità, perché insieme costruiscono un valore fondamentale che è la solidarietà. La base dello spirito solidale e dell'azione solidale è questa:
una carità intesa bene, non la carità di colui che semplicemente dice io ti dono qualcosa che mi avanza. No, la carità intesa bene è basata sul pensiero io condivido con te.